Bentrovati, oggi ci occupiamo di un argomento assai delicato, parliamo di amministratori sotto tiro, gli amministratori che spesso in questa nostra terra sono destinatari di messaggi inquietanti. Gli ultimi dati, quelli di Avviso Pubblico, ci dicono che solo nel 2016 ci sono state solo nella nostra regione 87 intimidazioni. L'ultima in ordine di tempo 2 giorni fa, ai danni del vice sindaco di Cetraro, centro del Tirreno Cosentino, qualcuno ha dato alle fiamme l'auto di famiglia del vice sindaco. Un episodio abbastanza preoccupante, grave. Oggi con noi Angelo Aita, il sindaco di Cetraro. Intanto buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Insomma, dicevo, un episodio abbastanza inquietante, è stata colpita l'auto di famiglia del suo vice sindaco. Sì, è preoccupante, inquietante, che è la dimostrazione che ancora il terreno, Cetraro, o malgrado le brillanti operazioni da parte dello Stato, l'ultima quella di frontiera, non è ancora completamente libera. Anzi, proprio questa, come dire, questa libertà che ci è stata data, consegnata da parte dello Stato, è diventata più debole, preoccupante, perché è rimasto all'interno un grumo, una piccola porzione di giovani, di addetti, che dietro questo purtroppo fenomeno della droga si sta organizzando e cerca spazi. Non vuole ostacoli. Quindi il tentativo di ristabilire in una città che sta crescendo, è rinata, c'è uno sviluppo che incomincia a diversa, anche se ha mille difficoltà, anche se ha il tasso di disoccupazione più alto della Calabria, ma che sta realizzando la città materiale e che ha iniziato un lavoro bellissimo col mondo della scuola, col mondo della chiesa, per come battere questo retroterra culturale che esiste nelle nostre dimensioni, per far diventare una città coesa, condivisa, dove la responsabilità sia l'elemento portante di una comunità. Malgrado tutto questo è il pericolo che viene nella nostra cittadina, che questa libertà che ha bisogno di essere espressa dai nostri ragazzi, il nostro tentativo c'è per farlo esprimere, c'è anche il tentativo opposto di chi vuole tenerlo nell'ombra, in questo oscurantismo che c'è stato per anni, perché nell'oscurantismo la malavita, la delinquenza riesce ad avere addepti, riesce, come dire, è terreno fertile, ma questo non la vinceranno, perché tanto ha lottato questa mia comunità per raggiungere questo senso di libertà, di oppressione che avevano, e la risposta sarà una risposta corale, che si è avuta già, perché a differenza di altri episodi successi, io vedo anche che su questi social... La posso interrompere? Sì? Perché forse abbiamo in collegamento Gianluca Callipo? No, lo sentiamo in studio, il telefono, va bene, insomma si sta muovendo qualcosa, quindi diceva sì, i perché social, proprio su però... questi social, rispetto a questo fenomeno, vedo che cittadini liberi, e rispetto alle altre volte sempre di più, vogliono dire la loro, esprimere la loro solidarietà, far sentire la loro voce, come dire, ed isolare sempre di più questa barbarie che avvengono alle nostre latitudini e nella nostra città, che non ci toglierà la serenità. Noi sappiamo, siamo amministratori, soggetti anche a questo, siamo diventati non il punto forte, ma l'anello debole nelle nostre comunità. Tra l'altro questa è una situazione, lo dicevamo prima di andare in onda, che va avanti da tantissimi anni, cioè la Calabria è sempre tra le prime regioni per quanto riguarda le intimidazioni ai danni degli amministratori. Tra l'altro la provincia di Cosenza si conferma quella più colpita in Italia, poi ci sono diverse tipologie, no, di messaggi, diciamo così, inquietanti che vengono recapitati. Le istituzioni quindi in questo contesto che negli ultimi anni certo è mutato, anche con non so se abbiamo Gianluca Callipo?
Pronto? Abbiamo una telefonata? Sì. Ah, ecco, una signora che ci chiama. Pronto? Pronto? Salve signora. Chiamo dal Cetraro. Sì signora, ci dica. Siccome che sono del Cetraro e conosco il nostro sindaco, è un ragazzo di valore, non adesso che è sindaco, è nato proprio un ragazzo che ha portato sempre la cosa avanti, senza padre, con la mamma, però sono stata sempre orgogliosa di avere il nostro sindaco, vedere così. Allora lei esprime vicinanza... Io non dico come mi chiamo perché mi conoscono tutta la voce. No signora, Però intanto voglio dire una cosa. Sì, si può abbassare... Sono orgogliosa di stare a Cetraro, però vergognosa di quello che si fa a Cetraro. Signora, abbiamo capito, se vuole ancora rimanere con noi, se abbassa un po' il volume del televisore, perché altrimenti sentiamo l'eco, però è una bella testimonianza, una cittadina di Cetraro, ecco, sono le cose che poi... Non solo è una bella testimonianza, se ho capito, è una bella testimonianza, ma ecco, da questi miei concittadini e da queste signore, da questi nonni che hanno rappresentato e ha avuto una vita molto disagiata. È una vita insomma che è andata dagli anni 50, 60, 70, dove i problemi sono stati anche in termini di sopravvivenza. E sentirsi dire da parte di questi concittadini di andare avanti e che loro sono con noi e sono per la città di Cetraro, ci riempie d'orgoglio e ci dà la fiducia per continuare il nostro percorso. Grazie signora per quello che ha detto. Grazie signora. Voleva aggiungere altro? Io dico grazie a come si sta comportando e non si deve mettere mai paura, perché Cetraro è falso come paese, non sa quello che fa, tante persone. Quindi gli augurio che deve andare sempre avanti così con la testa alta, come è andato da piccolo, e ci deve essere sempre. Un bacio gli do a lei e alla mamma che so quello che passa. Grazie signora per tutti e grazie. Grazie a lei signora, è importante avere queste telefonate in diretta in una trasmissione come questa che si occupa di amministratori sotto tiro, perché per isolare quelle persone che con i soliti metodi violenti cercano di imporre le loro ragioni al sindaco, al vice sindaco, ma all'intera comunità. Sì. Ecco, per isolarli servono queste testimonianze, serve la reazione anche dei cittadini, i cittadini che invitano, spronano l'amministrazione ad andare avanti. Ci vorrebbero tante testimonianze come questa, sì. Sindaco. È quello che stiamo cercando di dire da anni, a dire la verità, insieme a noi lo dice molto bene il mondo della scuola, la nostra scuola, che è baluardo i nostri licei su questo. Dove hanno capito che non servono più le passerelle, le parole, ci vogliono le testimonianze. Le testimonianze sono sia dei nostri collaboratori di giustizia che vengono, chi è vittima della mafia, a dare testimonianze ai nostri ragazzi perché vogliono ascoltare le parole positive, dirette. E servono anche queste testimonianze. Io non nascondo, la prima volta che ascolto in diretta una testimonianza di una signora del genere, che ti emoziona. Certo. Perché ti dà il senso che ancora esiste una città con un senso di comunità e questo senso di comunità è espresso in maniera così semplice da questi concittadini, ti dà il senso che forse molto probabilmente una parte del dovere lo stiamo facendo un po' tutti. Perché a volte, io non so se abbiamo Gianluca Callipo in collegamento, pronto? Pronto? Dovremmo tra poco collegarci con il presidente pro tempore dell'Anci Calabria, vedo la foto nel nostro monito in preview, forse stanno cercando di collegarsi appunto con Gianluca Callipo. Insomma, dicevo, c'è bisogno davvero, spesso quando si assiste ad episodi del genere, quando la macchina ti viene incendiata, quando ti arrivano i proiettili a casa, le lettere minatorie, quando arrivano anche sui social le minacce, perché ormai con l'avvento di internet la minaccia viaggia anche sui social, viene a volte anche la voglia di mollare, no? Perché uno dice ma alla fine chi me lo fa fare? Poi queste testimonianze
servono anche a spronare, no, il sindaco, il vice sindaco, l'amministratore ad andare avanti. Intanto salutiamo Gianluca Callipo, pronto? Sì, buon pomeriggio. Ci siamo, grazie per aver accettato il nostro invito. So che fuori c'è la riunione del Lanci, però ci teneva ad essere con noi, anche se per telefono. Grazie Sindaco, il Sindaco di Pizzo tra l'altro. Allora, stavamo analizzando un po' questo fenomeno nella nostra terra, i dati sono ancora allarmanti e un po' ci lasciano con l'amaro in bocca, Sindaco, perché sì. È così. Sì, io innanzitutto mi dispiace non essere lì presente, appunto c'è l'Assemblea Nazionale di ANCI a Vicenza, ma ci tenevo comunque ad esserci anche con una breve telefonata per esprimere chiaramente la vicinanza mia personale dell'ANCI regionale al vice sindaco della città di Cetraro, al sindaco, all'amministrazione tutta. Sono atti che purtroppo troppo spesso si verificano nella nostra terra. Già fare l'amministratore locale è cosa ardua, riuscire a dare risposte ai bisogni dei cittadini, provare a cambiare in meglio le nostre comunità, avendo poche risorse economiche e sicuramente molti meno strumenti di quelli che diciamo sono necessari. Quando poi a queste difficoltà si aggiungono atti così gravi che colpiscono anche poi la tranquillità personale, familiare, di chi fa sacrifici enormi per lavorare appunto al miglioramento, al cambiamento delle proprie comunità, sono davvero dei fatti gravi che devono richiedere un impegno di tutte le istituzioni e le forze dell'ordine per far sì che questi vergognosi atti, ripeto, numerosissimi nella nostra terra, possono essere combattuti con maggior forza. Ma i sindaci sono ancora lasciati soli, sono sempre in prima linea ma lasciati soli anche dalle altre istituzioni o qualcosa è cambiato? Guardi, con le forze dell'ordine io nella mia esperienza di sindaco posso dire che ho sempre avuto una grande collaborazione anche con iniziative dure fatte nella mia città dove mi sono trovato sempre la questura, la prefettura, le forze dell'ordine al fianco. Non spesso o comunque non sempre ci si trova al fianco anche le istituzioni sovracomunali, i livelli politici regionali e nazionali che sì, sono presenti nelle dichiarazioni pubbliche ma poi meno nel contribuire magari in concreto a risolvere delle problematiche che nell'attività di sindaco si devono portare avanti. Spesso il sindaco si sente solo, credo che questa sia una situazione diffusa in molti amministratori locali ed è anche questo insomma, un argomento che certamente richiederebbe una riflessione più ampia. D'accordo Sindaco Aita su quello che dice il... Sì. Passato il clamore mediatico dopo sì. le intimidazioni? Sono completamente d'accordo e saluto l'amico Gianluca, grazie per la stima e per la solidarietà espressa verso la città di Cetraro. Io sono completamente d'accordo, sono così d'accordo e ancora a noi non serve più la vicinanza espressa a parole. Secondo me quello che serve, soprattutto qui in Calabria, che ha un retroterra culturale diffuso che deve essere combattuto o bisogna lavorarci sopra, credo che la Regione debba segnare un grande progetto per la Calabria di valorizzazione del capitale umano e questo capitale umano calabrese bisogna valorizzarlo iniziando proprio da questo percorso di implementare questo senso di responsabilità per aumentare il senso civico dei calabresi. Solo facendo questo credo che la strada per la rinascita della Calabria e dei territori possa diventare realizzabile. Altrimenti faremo molto, faremo tanto, come tanto stanno facendo anche a livello regionale, ma rimane questa negatività che è difficile da poter recuperare e che ci porta ad essere in Europa uno degli ultimi paesi. Purtroppo sempre fanalino di coda, è così Callipo, insomma. Io condivido in pieno quanto detto dal sindaco che saluto affettuosamente, che stimo e che conosco il grande lavoro
che si sta facendo nella città di Cetraro e condivido in pieno la necessità appunto che ci sia questo diciamo, impegno comune per un intervento che deve vedere i livelli istituzionali sovracomunali, la Regione senz'altro in prima linea per cambiare anche rispetto proprio al processo culturale della nostra terra, di una serie di interventi e di azioni di cui abbiamo bisogno dal partire dalla selezione della classe dirigente ai vari livelli in cui questo avviene, al sostegno con iniziative concrete, con meno parole e più fatti per recuperare anche quella credibilità istituzionale, quella credibilità nei confronti dei cittadini di cui abbiamo bisogno spesso per far vedere che lo Stato c'è, che Stato è essere uniti tra i vari livelli e darci un reciproco supporto e sostegno, e non come alcune volte avviene nella nostra terra in cui appunto questo non avviene in concreto se non con dichiarazioni. Poi la situazione socio-economica incide molto, no? La situazione socio-economica che per molti territori è davvero difficile, disoccupazione, poche prospettive così, diventa, come dicevamo prima con il sindaco Aita, terreno fertile insomma, per l'andrangheta a cui attingere. Insomma. Parliamo di ndrangheta, ma spesso io credo questi episodi non sono legati ad esponenti della criminalità, è proprio una questione culturale, basta poco, un niente, il sindaco ormai è diventato, non so se è d'accordo Callico, il catalizzatore di tutti i mali, no? che ma ci è sono. Così, purtroppo è così perché noi siamo l'unico livello istituzionale che davvero si confronta quotidianamente con i cittadini e siamo quel livello istituzionale che non si può permettere di dire al cittadino questo problema non è di mia competenza, perché questa è una risposta che un sindaco non darà mai al proprio cittadino, comunque si farà carico di quel bisogno, di quell'esigenza e comunque cercherà di portarla ai livelli sovracomunali qualora la competenza non sia diretta del comune. Allora è chiaro che il cittadino, avendo come riferimento il sindaco, carica sul sindaco, sull'amministrazione, poi non solo aspettative, desideri, sogni, ma anche problemi, paure, situazioni spesso critiche in un territorio difficile come il nostro, con una disoccupazione giovanile che sappiamo essere insomma, a livelli purtroppo record in Italia e in Europa, con le problematiche insomma, che tutti noi conosciamo. Allora è chiaro che anche riuscire a dare risposte su quelle problematiche, non facendo sentire solo il sindaco, il concetto che dicevamo prima, ma dando sostegno concreto, facendo in modo che le tante risorse che ogni programmazione comunitaria vengono annunciate finalmente vengano spese e si vedano le azioni concrete sui territori, che si diano occasioni di sviluppo e di crescita alle imprese, possibilità occupazionali ai nostri giovani, sostegno alle tante attività e iniziative che nei comuni spesso si portano avanti con grande sacrificio ma che magari non riusciamo ad avere poi quelle risorse economiche tali da ampliarle a bacini importanti che comunque insomma, richiedono per poter poi intervenire in modo strutturale. Allora sono tutta una serie di cose che vanno fatte e quando non si fanno la critica arriva al sindaco e questo indebolisce forse l'unico livello istituzionale che ancora oggi garantisce un rapporto e un confronto tra i livelli dello Stato, i livelli istituzionali, la politica e i bisogni dei cittadini. Beh, c'è anche da dire, sì prego sindaco, voleva aggiungere qualcosa? Volevo aggiungere che insomma, io sono uno di quello che non lega i due fenomeni, voglio dire la povertà, la disoccupazione del lavoro non si può legare all'andrangheta, alla mafia. Certo, sì. Diventa un terreno fertile, insomma non è chiaramente... Altrimenti insomma, dovremmo essere tutti mafiosi per il tasso di disoccupazione che avremmo qui in Calabria. Cioè, abbiamo parlato di terreno fertile. Giusta precisazione, assolutamente, condivido l'analisi. Però è evidente che in una società dove insomma, le condizioni economiche sono di natura diversa, è più semplice anche quel grande progetto che dicevamo prima, che di natura culturale possa avere gli spazi per poter entrare e risolvere i problemi. Ma anche in riferimento a questo, io credo che c'è una strada possibile, perché con gli ultimi decreti fatto per il Sud, insomma ci vuole solo un po' di coraggio
è una visione per entrare in un meccanismo. Io credo che la Calabria, per i risultati che ci sono, insomma gli ultimi dati Istat del 2016 dicono che dopo in Calabria, che è l'ultimo paese per la disoccupazione eccetera, dicono che Rosarno, dopo Rosarno che al 31,8 viene Cedrato al 28,8, poi c'è Praia, ci sono le altre zone, insomma dal punto di vista di occupazione, delle problematiche siamo messi male. Io credo che la Regione Calabria nel scegliere la ZES, le zone economiche speciali, la ZES è quello del porto di Gioia Tauro, debba avere il coraggio di imporre allo Stato che tutta la Calabria possa diventare zona economicamente speciale, per poter dare opportunità su vari livelli di poter invertire una rotta che è difficile, malgrado tanto si stia facendo. I risultati sul piano occupazionale qui in Calabria lasciano ancora a desiderare. C'è bisogno di un intervento straordinario e questo che è stato proposto dal governo questa ZES potrebbe essere proposta per l'intera Calabria, perché tutte le realtà soffrono in questa nostra Calabria a qualsiasi latitudine. Beh, è chiaro, sono diversi gli aspetti, no, che bisogna approfondire per combattere, no, questo fenomeno e cambiare proprio la mentalità, la cultura, cioè dobbiamo far passare il concetto che i territori non sono dei prepotenti, sono dei cittadini tutti, cioè sì. Il territorio non è del sindaco che lo amministra, ma è il cittadino che deve essere corresponsabile poi, giusto? Quando si capirà, anche qui in Calabria, che è finito l'epoca degli anni passati, dove l'amministratore e il sindaco era il padre padrone di una comunità, e si capisce che il sindaco è semplicemente colui che cerca di organizzare la vita di una comunità, dei cittadini, e insieme nel condividere e far crescere una comunità dove ognuno fa la propria parte, è colui che deve essere capace di organizzare, di non perdere le opportunità. Non è più il padre padrone, il sindaco non può dare posti di lavoro, il sindaco non può fare più niente rispetto al passato, ma può essere quello che insieme ai cittadini dà una visione e guida questa comunità verso il benessere. Da soli non andiamo da nessuna parte, ma nel capire questo c'è bisogno di un processo che sia costante. E credo che gli istituti di partecipazione che lo Stato ha cercato di eliminare, io non capisco perché nelle nostre realtà si abbassa il livello di partecipazione, diminuendo i consiglieri comunali, diminuendo gli assessori, diminuendo gli istituti di partecipazione. Qual è la motivazione? Se fosse di natura solo economica basta mettere un budget per ogni amministratore nelle attività da svolgere, ma io credo che le nostre latitudini c'è bisogno di maggiore partecipazione per condividere insieme le difficoltà, le gioie, le passioni, perché una comunità cresce se tutti insieme andiamo verso una strada, altrimenti non cresciamo mai. Allora, so che io vi chiedo scusa, devo rientrare in assemblea, ma vi chiedo scusa appunto se non sono riuscito ad essere lì. Un saluto e un incoraggiamento al sindaco, a tutta l'amministrazione di Cetraro, ad andare avanti, a continuare con lo stesso entusiasmo e impegno di prima, e sono convinto che così sarà, e l'augurio che davvero inizi una fase in cui queste situazioni siano concretamente combattute, e speriamo di non continuare ad assistere a questo continuo stillicidio. Io vi ringrazio e auguro buona continuazione, saluto tutti i telespettatori. Grazie davvero a Gianluca Callipo, lo sappiamo deve rientrare, è lì deve partecipare alla riunione dell'ANCE, comunque lo ringraziamo per questa sua partecipazione anche al telefono, quindi l'auguro per tutti i sindaci poi della Calabria che sono davvero in prima linea. Proprio abbiamo dato i dati del 2016 per quanto riguarda le intimidazioni agli amministratori, ma in questo anno, nel 2017, ci sono state anche delle intimidazioni che hanno fatto molto rumore. Ne parleremo tra poco, Sindaco, perché devo dare la linea alla regia.
Beh, eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare di amministratori sotto tiro. Abbiamo ospite oggi il sindaco di Cetraro, Angela Ita. Occasione è stata purtroppo questo episodio agghiacciante di 2 giorni fa, l'auto del vice sindaco che è stata data alle fiamme. Intanto come sta il vice sindaco? Prima abbiamo parlato un po' con Gianluca Callipo, ma come ha reagito il vice sindaco a questa intimidazione? No, dopo un momento di smarrimento ovvio, la solidarietà avuta sia da parte dei cittadini della mia comunità tutta, sia da parte della politica, ma conoscendo anche lo spessore culturale e morale del mio vice sindaco Fabio Ancile, che è della famiglia, la reazione è stata positiva perché non ha arretrato un solo attimo rispetto a questo, anzi ha cercato di dare un impulso positivo alla sua vicenda. Non vi nascondo che non voleva neanche l'eccessivo clamore, perché così siamo abituati gli amministratori, non approfittare di vicende positive o negative che capitano. Però l'esigenza di poter comunicare ai nostri concittadini che questi sono i momenti dove bisogna crescere, non bisogna arretrare. Ecco, questo è stato l'atteggiamento positivo del mio vice sindaco Fabio. In questi momenti di difficoltà è il momento dove si cresce, dove si può dare qualcosa in più. E questo qualcosa in più stiamo cercando di darlo, sia Fabio con le sue interviste nella televisione, col suo operare, col suo incoraggiare lui, gli altri, a continuare in questo percorso di crescita. Perché Cetraro, sono più di 10 anni che ha intrapreso un percorso positivo e nessuno lo fermerà, nessuno. Beh, anche perché è un episodio di difficile lettura, poi alla fine ci sono gli inquirenti che stanno andando avanti con le indagini, chiaramente il lavoro ovviamente spetta agli inquirenti, però non si riesce a La differenza in positivo rispetto al passato, che è noto qui in Calabria, ma che è noto sul mio territorio, che rispetto al passato le risposte dello Stato sono eccellenti, la presenza e la vicinanza da parte delle forze dell'ordine, della magistratura è invidiabile. La Calabria rispetto a questo dà risposte ed è vero quando il procuratore della DDA di Catanzaro Gratteri va ripetendo: noi facciamo la nostra parte, ora tocca alle amministrazioni, al territorio di fare l'altra parte, che è quello che dicevamo prima, di mettere su comportamenti e atteggiamenti positivi nel rispetto delle regole, della convivenza civile, di questo senso di responsabilità. Perché se facciamo questo allora è possibile insieme poter avere dei risultati positivi. Anche rispetto a questo io so anche il grande impegno che sta mettendo la prefettura, perché noi abbiamo un problema dell'apertura di una nuova caserma che da anni che non riusciamo ad aprire, siamo addirittura d'arrivo e c'è sempre qualche piccolo ostacolo che non ce lo fa aprire. Anche su questo io prego chi di dovere, in questo caso l'Agenzia del Demanio, che ha qualche piccolo problema nel risolviamolo, perché anche aprire la nuova caserma dei Carabinieri a Cetraro e quindi dare la possibilità di avere un organico sufficiente anche in termini di qualità, che c'è, di la verità, una grande qualità, ma anche questo è un segno forte che da parte dello Stato, e lo vogliono le stesse forze dell'ordine. Lei non sa quante volte il capitano dei Carabinieri di Paola, il colonnello di Cosenza, quante volte interviene per sollecitare insieme al prefetto questa apertura della caserma. Non manca niente, hanno trovato i fondi, i soldi, c'è solo un aspetto burocratico così marginale che spero che immediatamente venga risolto per poter inaugurare, io spero, per fine ottobre la nuova caserma dei Carabinieri. Beh, un presidio di legalità importante, la presenza sul territorio, maggiori controlli, perché bisogna parlare di prevenzione soprattutto, sì, al di là della repressione, che è giusto sì, che ci sia, sì, però bisogna agire prima. Prevenzione, è giusta la parola, perché
non dobbiamo inquadrare le forze dell'ordine come solo un elemento di repressione, ma la loro presenza, il loro contatto con questa comunità e coloro che vivono nella mia comunità, in questo caso sono i carabinieri, così come erano le forze di polizia prima, che è stata tolta da un po' di anni, svolgono non solo il loro ruolo, ma il loro ruolo anche in termini di prevenzione, perché sono anche loro un punto di riferimento. Anche loro sono la maggior parte padri di famiglia, conoscono la realtà e sanno come proporsi rispetto all'altro nel dare i buoni consigli, insomma di svolgere quel ruolo, che non è solo un ruolo di repressione, è il ruolo di cittadino, anche se che svolge una funzione importante, vitale per la nostra comunità, è comunque un cittadino, un padre di famiglia che cerca di dare come dire, gli giusti input a una comunità per camminare sulla strada della legalità. Ma anche loro spesso diventano insufficienti, è difficile poter come dire, sorvegliare e dare attenzione a una comunità 24 ore su 24 in un territorio nostro che è vasto. Noi siamo a 64 km quadrati con più di 30 realtà non urbane, contrarie, abbastanza ampie e grandi, di 600-700 abitanti, insomma, e io capisco che è difficile e c'è bisogno che le forze dell'ordine possano essere numericamente adeguati, ma che possono avere anche come dire, sede, località, mezzi a disposizione adeguati per svolgere fin pieno il loro lavoro. E purtroppo in questi anni sulle forze dell'ordine lo Stato non ha investito, solo negli ultimi 2 anni è cambiata questo trend e spero che possa continuare in termini positivi. Certo, perché bisogna garantire la sicurezza dei territori, certo. Se non c'è proprio la presenza fisica diventa più difficile, certo. Non impossibile, diciamo più difficile. Dicevamo che abbiamo dato i dati relativi a 87 intimidazioni solo nel 2016 ai danni di amministratori pubblici in Calabria. Nel 2017 ci sono stati altri inquietanti episodi, ha fatto clamore insomma l'intimidazione al sindaco di Taurianova, Scionti. Non so se abbiamo le immagini, se è possibile mandare le immagini, un'auto che viene distrutta da un ordigno esplosivo. Ci sono state intimidazioni anche al sindaco di Reggio Calabria, diverse intimidazioni ai danni del sindaco Falcomatà. Quella che un po' ha lasciato perplessi e che ha inquietato non poco è questo biglietto che è stato lasciato lì nella sede della casa comunale, un biglietto scritto a penna: ridacci l'acqua oppure sei un uomo morto. Allora, questo ci riporta un po' a quello che dicevamo prima, no? Cioè che il sindaco viene considerato un po' l'elemento, no? Il responsabile, ecco, di tutte le cose che non vanno sul territorio. Questo biglietto ha fatto molta eco, molto clamore proprio per... Io in riferimento a questo episodio, ma altri episodi, credo che insomma una buona parte di responsabilità ce l'abbia la stessa politica. Che il cittadino insomma abbia, fra virgolette, un odio verso colui che fa politica, questo ormai insomma è da anni che lo portiamo, ma le nostre responsabilità ce le dobbiamo pigliare. Ascoltare nei talk show a livello nazionale la rissosità e il linguaggio che usano i politici non fanno altro che aggravare questi fenomeni. E se questo che succede a livello nazionale viene poi come portato anche alle nostre latitudini e viene portato sui social, e non capire che colpire le istituzioni, chi fa politica, con un linguaggio che non è consono di un paese che ha una convivenza civile, dà la possibilità di permettersi, uno solo perché non arriva l'acqua, di mandare un biglietto minatorio di minaccia o poter scrivere tutto ciò che si vuole su questi social, come se fossero i più grandi delinquenti coloro che amministrano. Ecco, io credo che su questo ci sia bisogno di un atto di responsabilità prima della politica rispetto a questo fenomeno, perché se noi vogliamo educare le nostre nuove generazioni a una convivenza civile, a una responsabilità, a un senso civico, credo che noi dobbiamo dare gli esempi. A proposito parlavamo di esempi prima. Ecco, noi forse molto probabilmente non diamo un esempio
positivo fino in fondo. Quindi questa rissosità anche della politica quando si affrontano argomenti urlando oppure inveendo contro la controparte, insomma questo è un esempio sicuramente negativo, perché chi guarda, chi ascolta dall'altra parte, il cittadino, si fa questa idea sbagliata. Poi anche i dati, in questo caso parliamo di numeri, no? Sì. Ci dicono che c'è un calo dei cittadini, della fiducia. C'è un calo, c'è un abbandono, non si ha fiducia, ma non si ha fiducia anche, io non voglio toccare qui altri argomenti rispetto al tema di oggi, ma le porto solo un esempio che riguarda la Calabria adesso, al di là di tutte le altre difficoltà. Insomma, la Calabria che il 70% della sua spesa ce l'ha sulla sanità, su una sanità che è commissariata da anni, e su questo commissario sono state dette le peggio cose. Insomma, è ripudiato da tutta la Calabria, da tutti i calabresi, da tutto il mondo politico. Adesso anche a livello romano, nell'istituzione, è stata accertata che è inadeguato rispetto al ruolo, eppure la politica cosa fa a livello romano? Continua a mantenere il commissario, continua a rimanere al suo posto qui in Calabria. E lei pensa che questa è democrazia? La democrazia è quella di non rispettare la volontà dei cittadini, la volontà dei sindaci, la volontà del Consiglio regionale, la massima espressione politica in questa regione. Se questa è come dire, la risposta democratica da parte del governo, ci meravigliamo che poi ci sia da parte dei cittadini di ripudiare la polica, e se nella prossima elezioni che vi saranno, vi sarà un rifiuto da parte dei cittadini di andare a votare, di svolgere il loro dovere che devono svolgere, a chi diamo la responsabilità? A loro che non vanno a votare? O alle risposte antidemocratiche che vengono da parte di uno Stato che non è capace di mandare via un commissario che democraticamente tutti hanno detto che è inadeguato rispetto a quel posto, che ha finito di rovinare questo commissario, insieme agli altri commissari, di rovinare la sanità in Calabria. Questo è, come dire, è un esempio come i cittadini hanno scarsa fiducia verso la politica e scarsa fiducia verso di noi, che siamo, come dire, i protagonisti, io per un piccolo livello, così i consiglieri regionali, così il Presidente della Regione, così la deputazione calabrese di maggioranza e minoranza. Qual è il nostro valore? Le nostre battaglie ci sono, ma i risultati dove sono rispetto a questo problema? Che è il problema che ce lo portiamo dietro da diversi anni, che non trova soluzione. Oddio, ha un potere così forte che io credo neanche che ai tempi del fascio questo potere aveva un commissario. Certo che però è sempre più difficile amministrare i territori in Calabria. Io prima dicevo, ma a volte uno dice, ma chi me lo fa fare, insomma, cioè, ci sono tantissimi problemi e tantissimi vincoli poi per gli amministratori, c'è il patto di stabilità, ci sono magari i fondi ma non si possono spendere, quindi con quei fondi si potrebbero dare risposte ai cittadini, ma bisogna rinviare, quindi il cittadino forse non riesce neanche a capire, no, che è cambiato un po', sono cambiate le regole. Ecco, sono cambiate le regole, e per questo quello che le dicevo prima, l'esigenza di coinvolgere attraverso una partecipazione attiva istituzionale i cittadini in questo processo è importante, perché è cambiato il modo di amministrare. Anche avendo i fondi, e la città di Cetraro è uno che ha i fondi perché ha saputo investire sul suo porto, non può spenderli perché lo Stato lo obbliga a spendere una tot di cifra all'anno in termini di investimenti. Più della cifra che ha imposto lo Stato io non posso spendere. Per cui la mia città, che ha bisogno di investimenti forti, perché ha un tasso di disoccupazione alto, ho bisogno di creare lavoro, ma io non posso spendere perché altrimenti vado fuori dal ex patto di stabilità e c'è penalizzazione per i dipendenti, penalizzazione per la città, aumento delle tasse. Insomma, è una cosa che non si riesce a capire.
Questo perché? Perché dobbiamo rispettare i criteri dati dalla Comunità Europea. Io sono un grande europeista, ma rispettare come dire, i dettati si rispettano fino in fondo. Molto probabilmente come dire, è facile poterli rispettare giocando sulla pelle dei più deboli. E i più deboli in questo caso è il Sud, che ha, è vero, miliardi che arrivano, ma miliardi che non solo forse noi non siamo capaci di spendere, anche se insomma, il livello di spesa di questi anni con il Presidente Oliverio sono aumentati molti, ma anche qui siamo in ritardo per una burocrazia inefficiente a livello regionale ormai riconosciuta. Ma nelle scelte che anche fanno a livello europeo, a livello statale, su che tipi di investimenti fare nei nostri territori, ho l'impressione che siano più investimenti che servono al nord che servono alla Calabria stessa. Come dire, sono investimenti funzionali a un processo di far rimanere la Calabria sempre ultima e di non farla crescere. Questo atteggiamento è un atteggiamento del passato, è un atteggiamento che ricorda molto l'investimento industriale portato al sud, non capendo che noi non siamo una regione, che la nostra industria è il nostro territorio, certo. I nostri luoghi, la nostra tradizione, la nostra cultura, il nostro capitale umano, questa è la nostra industria e non capire che su questo c'è bisogno di investire forte per poter risollevare la Calabria. Non ci sogniamo altre strade che hanno voluto percorrere nel passato e che era semplicemente la strada della colonializzazione industriale. Noi a servizio dell'industria del nord. Fin quando ci abbiamo fatto comodo siamo stati il serbatoio, quando non era più importante o conveniva investire da un'altra parte, hanno chiuso bottega e hanno lasciato sul lastrico migliaia e migliaia di cittadini e di famiglie che sono in un grave stato di povertà. Capannoni vuoti, si delocalizza. Vuoti, anche il nostro capannone, certo. Noi la Marlani, insomma, sì. Conosciamo bene la storia. La triste storia della Marlani, non c'è solo bene. questa chiaramente in Calabria, quindi si lascia più miseria, no? Più di prima, perché il grande sogno... Ma rispetto al passato c'è una differenza. C'è una differenza che adesso gli amministratori non sono più neanche gli amministratori del passato, adesso gli amministratori sono anche le giovani generazioni, che hanno competenze e capacità e che hanno capito che anche i propri comuni stanno riempiendo di competenze. E quando vi è la competenza, vi è la cultura che appartiene, vi è la formazione che appartiene a questa nuova categoria di amministratori, non si fanno più pigliare in giro. Siamo capaci anche noi di dettare qual è lo sviluppo del nostro territorio e quali sono le strade da percorrere per far crescere le nostre comunità. Non c'è bisogno che vengano dall'alto per dirci come dobbiamo sviluppare la nostra Calabria. Siamo capaci di farlo. Ora, si tratta di metterci insieme. Ecco, questo è un altro suggerimento che io penso di dover dare al nostro Presidente della Regione, che sul piano morale è l'uomo, come dire, per eccellenza, il nostro vanto calabrese per la moralità del nostro Presidente Oliverio, che non è da poco, non è da poco. Ma gli posso dare un suggerimento: io credo che i sindaci, gli amministratori debbano organizzare una consulta, qualcosa che li possa tenere insieme, possa essere il lungo braccio del pensare calabrese, di mettere in campo analisi, confronto, ma anche, come dire, obiettivi da raggiungere. I territori, insomma. I territori devono essere, credo, coinvolti, perché cresciamo se coinvolgiamo tutti. Abbiamo una telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Salve, da dove ci chiama? Io chiamo dall'Alto Ionio Cosentino e mi chiamo Mario. Benvenuto, dall'Alto Ionio, prego. Sì, io volevo, non conosco il signore che sta parlando, ma credo che, diciamo, ha centrato il problema. È il sindaco di Cetraro, Angela Ita. Sì, è di Cetraro il signore? Sì, sì, è il sindaco di Cetraro. Ah, il sindaco di Cetraro, non lo conoscevo, ma credo che abbia centrato il problema, credo. Quando parlava delle industrie del nord che hanno approfittato del sud e quindi automaticamente hanno preso i soldi dalla 488 e tutto il resto che girava intorno, però il signore deve aggiungere una cosa molto importante, che i signori del nord, gli imprenditori come la Marlana, Marzotto,
Manifatture del Crati, GTC, il gruppo Polli, eccetera, eccetera. Sono venuti in Calabria perché alcuni politici e alcuni sindaci li hanno chiamati da questo punto di vista. Se lei guarda i territori dell'Alto Ionio, hanno sequestrato i terreni per fare zone industriali e dopo adesso in quelle zone industriali non c'è niente. Magari qualche assessore, qualche consigliere si trova nella zona industriale, ma non ci sono gli industriali del nord perché se c'era qualche fabbricetta hanno chiuso da questo punto di vista. Sarebbe un discorso molto lungo. Certo, a me meraviglia una semplice cosa. Il sindacato, io ho assistito a una discussione delle organizzazioni sindacali su temi, se non erro. Sì. Ma è stato veramente vergognoso e deludente, perché loro devono andare a vedere le trasmissioni che hanno fatto verso da marzo a maggio in una televisione privata che è la C, mi sembra, io però di quello che hanno detto allora e di quello che hanno detto ieri. Cioè, non sono neanche d'accordo per fare lo sciopero. Io credo che... Sì, io purtroppo ho capito quello che vuole dire. L'argomento di oggi era amministratori sotto tiro, parlavamo un po' della situazione economica perché sì, diciamo, è uno di quegli aspetti che insomma, interessano i territori. Io la ringrazio comunque per questo suo intervento, ma siamo in chiusura, non voglio... non voglio prolungarmi, ma comunque mi trovo perfettamente d'accordo col sindaco di Cetraro. Grazie, insomma insieme anche il fatto degli amministratori che sono nel mirino, no? Ci deve essere questo, io chiamo patto con i cittadini onesti. Certo, gli amministratori sono sotto tiro perché non ci sono leggi che garantiscono gli amministratori. Ecco, questa è una visione, insomma, ma io dicevo anche ci deve essere questa forza, quest'unione, no? Con la parte sana della società per respingere questi attacchi. Questo io credo sia la prima cosa. Io la ringrazio per questa telefonata. Sindaco, siamo Io credo chiusura. che insomma, le ultime parole che lei ha detto è quello che è giusto che venga fatto. A degli amministratori, chi fa politica o chiunque chi si impegna per la comunità, sia insomma, un docente, un preside, nel mondo della Chiesa, chiunque dà un'associazione che dà un contributo per il bene comune di una comunità, ha bisogno per non sentirsi solo che ognuno nel suo piccolo faccia sentire la propria voce e dia una mano, nel dare una mano nelle proprie possibilità, perché il silenzio anche delle persone per bene non aiuta chi per il bene comune a far crescere una comunità. Grazie a lei. Davvero ad Angela Ita, sindaco di Cetraro, e grazie anche a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Alla prossima.